Un'immagine storica di una decina di campioni olimpici veneti hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del CONI Veneto e della mostra fotografica permanente degli attuali 54 campioni che hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi. È stata questa la festosa cornice che ha tenuto a battesimo il taglio del nastro della nuova e moderna sede padovana del CONI Veneto, inserita nel complesso dello Stadio Euganeo. Una prestigiosa realtà dove coabitano anche una ventina di federazioni sportive, che ha caratterizzato la giornata sotto la guida del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, che ha fatto gli onori di casa nell'intrattenere gli ospiti e le autorità. Oggi cerimonia di inaugurazione della sede del CONI Veneto della mostra fotografica permanente Campioni senza tempo, con la presenza di campioni con le medaglie d'oro che hanno dato un segno di quanto importante è il Veneto sotto l'aspetto sportivo. È stata una giornata importantissima perché oltre all'inaugurazione della nuova sede del CONI alla curva sud dello Stadio Euganeo, dove vive il CONI Veneto, il CONI di Padova, la Scuola regionale dello sport e molte federazioni sportive, abbiamo fatto anche l'inaugurazione della mostra fotografica dei 54 campioni olimpici che il Veneto ha dato all'Italia. Un numero molto importante e impressionante che ci pone al secondo posto in Italia come movimento sportivo e quindi è un grande orgoglio come veneti, dirigenti dello sport del Veneto, di dire che siamo i secondi e questo a merito dei 200.000 volontari che lavorano nella nostra regione, delle migliaia e migliaia iscritte a tutte le discipline sportive, dal calcio però al badminton, al tennis tavolo eccetera, e portano l'Italia a vincere. Non abbiamo potuto mettere le medaglie d'argento e di bronzo perché non avevamo il posto, ma io mi auguro che nel futuro ci siano anche loro. Ma questo è il vertice. Noi vorremmo che dal vertice si riuscisse a capire che lo sport alla base è dato da milioni di ragazzi che si appassionano allo sport, vanno via dalla strada, vanno negli impianti sportivi, sudano, si sacrificano per diventare campioni, magari vincere qualche medaglia provinciale, regionale, qualcuno rari vanno alle Olimpiadi, però tutti amano lo sport. Qui c'è la parte di storia di Padova, una storia molto importante. Gli uffici sono facili da fare, senza togliere nulla al Presidente. I campioni sportivi sono un po' più difficili da realizzare, per cui è un grande merito che siano qui, un grande vantaggio. Loro presentano l'immagine di Padova. Padova è tante cose, Padova è capitale, quest'anno sarà capitale della solidarietà, il prossimo anno. Mi auguro che sarà anche la capitale dell'Urpicta, della pittura del 300. Tutte queste cose fanno parte dell'immagine di Padova. E l'immagine di Padova sono anche questi campioni che danno lustro alla città, danno immagine ed è un piacere veramente averli qui. A rendere omaggio ai campioni olimpici e all'inaugurazione della nuova sede del CONI Veneto c'erano molte autorità, a partire dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, con il prefetto della città, Renato Franceschelli, la delegazione della provincia di Padova, assieme al generale Amedeo Sperotto, comandante delle forze operative Nord e la rappresentanza della regione Veneto, con l'assessore Giuseppe Pan.